Maestro Silvano Plafford con la sua nuova hit che si chiama Mani bagnate. Grazie maestro Silvano Plafford. Grazie per l'accompagnamento musicale che dà l'avvio a Fantastici, la rubrica in cui andiamo a conoscere i nostri fan. Questa sera la nostra fan Luisa Pironi. Hi, dice hi perché pensate a una particolarità, lei è madrelingua inglese. E allora madrelingua inglese ce l'abbiamo in onore di Luisa. L'inno britannico. Certo. Allora, ça fan de la patrie, rendez-toi. Maestro, non credo che la marsiliese o quello che è sia l'inno britannico. Neanche a sereno è l'inno britannico. Vabbè, lasciamo stare l'inno britannico e torniamo invece da Luisa perché lei è madrelingua inglese e la domanda che sorge spontanea è: come fai a essere fan di Marco e Pippo se tu sei madrelingua inglese? Perché mi ho padronanza totale di entrambe le tre lingue, italiano e inglese, mi te parlo tutto indistintamente quello che te vuoi. It's the same equal. Sei quelli stesso? Sì. Non avremo difficoltà a capirci, quindi immagino, Luisa. Bene, se ti vuoi accomodare così iniziamo con... I feel. Mi sento? Ah, sì, siediti. Me sento su una carregala. Non avevo capito, insomma. No, io l'ho trovato qui. Vabbè, andiamo a conoscerti un po' meglio con qualche domanda. Quindi Luisa, la prima domanda che faccio è: tu sei madrelingua inglese, ma immagino vivi qua. Dove vivi? Ah, con una casetta. Una roba modesta, non sta a pensare, 400 metri quadrati. Casetta 400 metri quadrati, insomma. Compreso garaie. Vabbè, era una villa, cioè, quant'è il garage? 3,70. Va a vivere in garage? Dove stavo? La trebbia, i trattori dentro, ho dovuto che metta il varsuro. Scusa, Luisa, cos'è che hai? Perché mi piace andare in campi nel tempo libero. Aro! Perché io aro! Tu! Ari! Noi! Aria. E voi? Arate. Un fiato a volta. A tal proposito, io aro. Serviva? Io proprio a Tagnello Non lo so, guardi, io ripeto, l'ho trovato qui e andiamo avanti, quindi con Luisa che alla fine 370 metri di garage, 400 metri di casa, vivi in 30 metri quadri praticamente. Cosa ho avuto? Avevo un divano cottura. Divano, angolo cottura. No, sì. divano cottura. Divano. Te il divano ti tiri su così, ti metti su a mocca, te cavi a mocca, ti tiri su così, te senti e sta dentro un broarte. Broarte? Te bruci. Bruciarsi, certo. E dopo è a camaretta, un disimpegno. È un bagno cieco, perché alla fine... No, italiano il bagno. Sì, no, dico, ma il bagno cieco nel No, senso... sei cieco, sei italiano, te vorrei mica che vada a Praga ogni volta che mi scappa. No, questo no, non glielo consiglio. Va bene, io direi che per questa puntata è meglio concluderla qua. E Luisa, noi ci vediamo alla prossima. Maestro Plafford, con cosa chiudiamo? E chiudo con una canzone natalizia. Allora, tu scendi dalle stelle, o re del cielo. Cosa ne pensi, Luisa? Mi stupisco che non vi sipi a mosche in cima alla tastiera, perché sono veramente... Insiste. Ancora avanti, te vai, Morgan! Per suonare! Guarda che roba! So far so good. So far so good. Si fa questa roba! Morgan! Arrivederci.